E ora andiamo a vedere com'è andato il primo concorso video per studenti dell'Università Cattolica, indetto da Diego Veneziano. Momento della premiazione? Sì. Premiamo il primo premio, che è il premio per la miglior sceneggiatura. Il premio per la miglior sceneggiatura va The Road di Chiara Cazzulani. La motivazione della giuria è stata: nonostante il titolo criptico, la storia è complessa con sottotrama credibile, con dialoghi convincenti e con struttura coerente. Congratulazioni, questo è il tuo premio. Bravissimo, un applauso. Momento foto. Passiamo adesso al secondo premio in programmazione questa sera, il premio per la miglior regia. Il premio per la miglior regia va Andrea Sangalli per Tempus Fugit, per la sua regia precisa, attenta alla costruzione retroattiva della storia, corto, compatto ed efficace. Complimenti. Volevo ringraziare la Spanish Inquisition Troupe, tutti quelli che hanno partecipato al corto, Valentina, la mia attrice musa, ed Eleonora, senza cui niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Il premio speciale del pubblico, signore e signori, il premio speciale del pubblico va a Paperboy, Arnaldo Apalegnazzi, Daniele Gandolfini, Alessandro Pedretti, Francesca Perego. Vorrei ringraziare Pedro, Ganjalf e la Fra. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei ignudo alla finestra. Fossi figo, sarei il principe dell'adduttore, sarei il re dell'addominale, sarei il re della finestra. Thank you. Miglior documentario. Il premio per il miglior documentario va Cuore di Clown di Michele Velludo. Complimenti, Michele. Volevo fare soprattutto i complimenti all'organizzazione perché bellissima serata e credo che ci stiamo tutti divertendo. Crediamoci nel cinema perché c'è da fare, ma ci si diverte anche tanto. Per il clown di corsia, però, tutto ciò è molto più marcato. L'operato di un clown dottore è infatti strettamente legato ad un benessere psicofisico delle persone che incontra, a differenza del clown artistico, dove è il pubblico a chiedere il permesso di entrare nel mondo clown. Il clown di corsia si inserisce nella realtà ospedaliera, chiedendo il permesso, adattandosi al contesto, assumendo caratteristiche e proponendo giochi in base a quanto sente e trova nella stanza di un ospedale. Siamo arrivati allora all'ultima premiazione. And the best miglior fiction goes to Effetto Larsen di Angelo Maffioletti. Un applauso! La giuria ha detto che per la sua velocità, forza, ironia e cura dei dettagli è un ottimo montaggio di fotografia. Volevo ringraziare, siamo al termine della premiazione, ringrazio tutti ovviamente quelli che mi hanno aiutato per l'organizzazione, in primis un doveroso grazie a Silvio Bonomi per il suo indispensabile contributo al progetto e la sua super disponibilità, ma non solo con me, ma con tutti gli studenti che ha aiutato in tutti questi anni. Grazie Silvio se ci stai guardando. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima edizione. Con questo servizio chiudiamo la nostra puntata dedicata alla creatività dello Stars e io vi aspetto come sempre la prossima settimana il venerdì alle 20:30 su Teletutto. Grazie per averci seguito.